Il comune di Godega di Sant'Urbano, con le sue due frazioni di Pianzano e Bibano, offre agli occhi dei visitatori splendide testimonianze del passato. La chiesa parrocchiale di Godega, dedicata a quella santa martire Margherita vissuta tra il III e il IV secolo, denota l'origine antica della chiesa. A seguito del grande terremoto del 1936 e dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, di quest'ultima struttura non rimase più nulla. Silente testimone è il campanile, eretto nel 1831, unico sopravvissuto. La nuova chiesa, quella attuale, è stata ricostruita in un luogo più centrale, sulle rovine di un altro palazzo patrizio, anch'esso danneggiato in seguito alla scossa di terremoto del 1936. L'elegante facciata ci introduce in uno spazio interno di ampio respiro, formato da un'unica navata e da 4 piccole cappelle. Esso contiene diversi tesori provenienti dalla vecchia parrocchiale, il fonte battesimale del XVI secolo e tele del XVIII secolo. Addossata all'abside, dietro all'altare maggiore, spicca la grande pala di Amedeo Giuseppe De Lorenzi, raffigurante il martirio di Santa Margherita e la Trinità. Di gusto moderno, invece, è il trittico dipinto su 3 tavole separate dall'artista Lino Di Netto. Immersa in un'oasi di pace è la piccola chiesetta di San Bartolomeo, nella frazione di Bibano, risalente al XII secolo. Al suo interno un affresco databile al XVI secolo raffigura una Madonna in trono con bambino tra santi Bartolomeo, Sebastiano, Pietro e Rocco. Sulla parete di fondo una pala d'altare settecentesca dello Zampini ritrae il titolare della chiesa. Un altro luogo suggestivo e intriso di forte devozione popolare è la chiesa di San Biagio a Baver. Ogni anno, il 3 febbraio, si celebrano i riti legati alla figura di San Biagio, al quale è dedicata la chiesa. La semplicità dell'esterno contrasta nettamente con la ricchezza degli affreschi tardo-quattrocenteschi che si trovano nell'abside. Una preziosa crocifissione ricca di dettagli da scoprire, il martirio di San Biagio, una completa teoria degli apostoli e sul soffitto i padri e dottori della Chiesa. Altri santi ausiliatori sono raffigurati nel piedritto dell'arcone. Si tratta di Sebastiano e Rocco, protettori contro la peste, e di Santa Apollonia, invocata invece per il mal di denti.